Sì, noi abbiamo organizzato questo aperitivo in onore di Chiara, visto che ieri l'11 agosto è stato il suo onomastico. Ehm, io come lei venivamo, sempre in Calabria, che è, il posto dove abbiamo tutti i nostri parenti, visto che mio papà è calabrese. Si sono dati appuntamento nella spiaggia dove Chiara con la famiglia passava tutte le estati per festeggiare il suo onomastico. Un arcobaleno di emozioni, magliette colorate e la famiglia con la scritta Vivere a colori, il motto di Chiara Iaconis stampato prima che sulla t-shirt nel cuore. A quasi un anno da quell'assurdo 15 settembre, la famiglia di Chiara Iaconis, la mamma Cristina, il papà Gianfranco, la sorella Roberta si sono ritrovati con gli amici nel Lido Malaga a Locri, in provincia di Reggio Calabria, per ricordare la forza e la bellezza di Chiara Iaconis e quel sorriso spento da una statuetta caduta da un balcone nei quartieri spagnoli di Napoli il 15 settembre scorso. Abbiamo organizzato appunto questo aperitivo facendo scorrere delle foto con parenti e amici di qui dell'estate e per poi diciamo concludersi, con un lancio di palloncini dove ognuno ha potuto scrivere e mandare un messaggio e un abbraccio a Chiara. La famiglia di Chiara sta vivendo questi mesi di dolore e assenza con la dignità di chi ha perso una delle persone più importanti della vita in un modo quasi inspiegabile. Le indagini della Procura di Napoli vanno avanti. A lanciare la statuetta sarebbe stato un ragazzo di soli 13 anni, non imputabile, ma il fascicolo resta aperto. Noi appunto attendiamo fiduciosi che le indagini si possano concludere nel più breve tempo possibile. Come diceva Chiara, lei credeva nella giustizia e quindi ci crediamo anche noi per lei.